Sani nel terzo millennio. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Pagani e da Renata Galanti. Allora, questo spazio è dedicato alla nostra salute. Solitamente io ospito persone che, diciamo, illustri medici, scienziati che ci parlano di quanto sia importante preservare la nostra salute. Sì, ma la nostra salute la si preserva anche non arrabbiandosi. E come si fa a non arrabbiarsi quando si vedono delle cose oscene, diciamo così? Allora, ho costretto Mimo Magnetta, che voi avete ascoltato nella mezz'ora precedente, a fermarsi con me, perché gli voglio porre una domanda. Così condividiamo le frustrazioni, la rabbia, le incazzature. Ecco, Ma al comune mezzo gaudio, vero? Allora, dicevo, spesso ospito io la maggioranza delle trasmissioni è dedicata alla nostra salute, che è importantissima, dobbiamo preservarcela. Fra le cause per preservarla c'è: non arrabbiatevi, prendete la vita con filosofia. Ma come si fa quando si vedono cose che gridano vendetta al cielo? Allora, cominciamo. Caro Mimmo, io vado come ogni persona normale, vado a fare la spesa al mercato rionale, al supermarket. No, al supermarket devo dire che ne vedo di meno. Ma i banchetti, io abito a San Siro e quindi vedo tutti i banchetti del lunedì a San Siro. Ma com'è che c'è tranquillamente il marocchino di turno che mi offre i limoni, il prezzemolo, e c'ha il suo bravo banchettino, e passano i vigili e non succede niente? Devo fare una precisazione: non è vero che tu, quando vai al mercato, trovi il banchettino solitamente formato da 2 cassette di frutta e verdura messe una dentro l'altra, perché ormai sono diventati quasi tutti del Bangladesh. Quelli che fanno appunto gli abusivi vendendo frutta e verdura secondo di quello che è il prodotto di stagione, che riescono appunto a portare via con a poco prezzo, ormai sono tutti del Bangladesh. Ecco, ma allora la domanda... Tutti quanti legittimamente in possesso dei requisiti dovuti. Ecco, ma come sto ironizzando, perché appunto noi ci ritroviamo gente che arriva dall'altra parte del mondo senza nessuna certezza sulla loro sanità, sul fatto che siano sani, a vendere cibi appunto che poi finiscono sulle nostre tavole. Ma io mi ricordo, ma non nel Medioevo, 10 anni fa o 15 anni fa, che per vendere alimentari occorreva una licenza. Ma questa gente, come facciamo a sapere che non ha, diciamo... malattie? Ecco, non allora... lo sappiamo, perché allo Stato italiano non frega più niente se una persona che vende generi alimentari o bevande è sana, cioè non frega più niente. Non è vero che sono 10-15 anni, saranno almeno sono 25 anni, se non quasi 30, anzi 25, sono 25 anni che appunto sono sparite queste regole. Lo Stato ha abdicato alla sua funzione di salvaguardia della salute pubblica? Mi stai dicendo questo? Praticamente sì, perché prima, se un italiano voleva vendere appunto o al mercato o in negozio, doveva avere fatto la radiografia e poi per vedere se non c'era la TBC, il tampone faringeo, insomma doveva fare tutta una serie di analisi che attestavano la sua integrità dal punto di vista fisico, insomma della salute. Oggi non è più necessario. Oggi esiste l'HCCP, che praticamente è la certificazione che l'attrezzatura, i banchi siano a norma e regola,
che appunto per esempio i formaggi vengano conservati in un frigorifero e non assieme ai salumi, però poi di quelli che mettono le mani dentro nei frigoriferi per prendere formaggio e salumi non frega niente di sapere. Uno potrebbe avere anche la peste bubbonica, no? Allo Stato italiano non interessa più, cioè io per esempio quando ero giovane, quando cominciai a fare il venditore ambulante, io l'ho fatto sia ambulante in forma fissa, avevo il negozio e c'avevo anche il magazzino all'ingrosso. Per fare quel lavoro là io dovetti partecipare a un esame di abilitazione, ho dovuto studiare, ho dovuto fare un esame che appunto l'ho dovuto anche superare, perché se non superavo l'esame non potevo essere autorizzato a iscrivermi alla Camera di Commercio, potevo essere autorizzato ad avere la licenza e via. Ecco, all'epoca o facevi questo esame o dovevi aver lavorato per almeno 2 anni in regola presso un negozio, una bancarella, ma con tanto di contributi fissi, e dovevi essere ragioniere. Ecco, all'epoca se non avevi fatto queste cose qua non potevi fare manco il venditore ambulante, ma non potevi manco andare in giro a vendere i limoni. Oggi non c'è più bisogno di questo. Ma è assurdo. Allora, se qualche ascoltatore vuole intervenire, 0266203529 e rispondete a questa domanda. Ma voi andate al mercato e comprate tranquillamente i prodotti che vi vengono proposti oppure siete cauti? Non so, ditecelo voi. Allora, dicevo, ma perché questa consuetudine è stata abbandonata un po' alla volta oppure c'è stato un momento in cui diciamo le leggi non sono state applicate? Com'è la storia? Guarda, è stato l'argomento che ho trattato nella mia trasmissione, appunto nella mezz'ora precedente. Il problema è che noi viviamo in un paese, l'Italia, che ha tante leggi, però il più delle volte chi queste leggi deve fare applicare o le deve far rispettare commette il reato di omissione di atti di ufficio, perché se io sono un pubblico ufficiale ho il compito appunto di accertare che chi sta sul mercato abbia i documenti in regola, che abbia tutte le qualifiche in regola, e non lo faccio, io in quel momento commetto un reato di omissione di atti di ufficio. Per un pubblico ufficiale preposto a fare i controlli del genere è un grave reato. In Italia, tu mi dici, ma quando sei di 10 anni, 15 anni, 20 anni, cioè, il problema è questo: da quando è nata l'Italia che si fa sempre a gara chi è più furbo dell'altro, cioè si fa sempre a gara ad arrivare a fine del mese a prendere lo stipendio oppure a fine giornata a prendere la paga quotidiana, facendo il meno possibile, scaricando le responsabilità di certe cose che dovrebbero essere obbligo di ognuno di noi. Si fa uno scaricabarile continuo. Stiamo parlando appunto di chi dovrebbe operare il controllo sul mercato per appunto impedire a Bangladesh o marocchini o pakistani o giorgianesi vari di fare l'abusivo, insomma, perché questi non abusivo, chiamiamo abusivo e abbiamo definito il profilo di chi stiamo parlando, abusivo. Ma se andiamo a guardare, noi appunto viviamo ormai in un paese in cui tutti quanti pensano di avere solamente diritti e nessun dovere, perché quello che per esempio io dico che dovrebbe fare un poliziotto uno della polizia locale, insomma un finanziere, lo potremmo fare anche ognuno di noi cittadini, cioè ogni singolo italiano quando vede commettere un reato è tenuto proprio per legge. Ma posso io chiamare ecco, se io vedo... Tu lo devi chiamare, se non lo chiami ti metti nella condizione di non fartelo... Capisci che poi divento la cattivona di turno, Hai ragione, perché poi quando la cattivona, quella è una leghista cattiva, brutta, cattiva. Allora è un disastro, non si può più. Ma adesso stavamo leggendo anche perché l'Europa vuole anche combattere contro, diciamo, sta presentando un progetto per le etichette anti-Italia. Allora, ieri, domenica, a pagina 20 di Libero, se avete
la possibilità di leggere, andate a pagina 20, Bruxelles ufficializza una sottoscrizione per introdurre la pagella che promuove le imitazioni e boccia quasi tutti i nostri prodotti. Fanno bene, secondo me fanno bene, come l'Unione Europea ha sempre fatto bene a massacrare l'Italia, perché evidentemente noi questo ci meritiamo, perché noi abbiamo Germania e Francia che hanno sempre fatto il loro gioco, insomma, e quando avevano da bastonare qualcuno bastonavano noi italiani, e noi italiani ci siamo sempre presi le bastonate, perché comunque abbiamo avuto dei governi precedenti che questo hanno permesso. Abbiamo avuto a partire da Prodi, Monti, Renzi, Letta, insomma, mo me ne scordo qualcuno, insomma. Sì. Eppure c'è ancora qualcuno, vabbè, insomma. Allora, c'è qualcuno che ancora li vota, infatti il 26 maggio avranno l'opportunità invece di non votarli, e dare la possibilità a qualcuno che difende invece attraverso quella che è l'Europa, anche perché l'Europa comunque è importante per noi, però appunto deve essere un'Europa che protegge anche gli italiani. Evidentemente il discorso che appunto tu hai letto sul Libero di ieri è un ragionamento che loro fanno bene per il loro interesse, perché è chiaro che i prodotti italiani sono molto ma molto più buoni di tutti i prodotti fatti in Francia, in Germania. Ma quelli che dicono, quelli i buoni, diciamo, chiamiamoli così, che dicono che loro vogliono proteggere il Made in Italy, queste cose secondo sé le sanno o le sanno benissimo e fingono di non saperle? Secondo me fanno gli scemi per non andare in guerra, secondo me fanno appunto gli scemi, perché poi noi abbiamo avuto il ministro Del Rio che ha avuto la massima onorificenza francese, cioè la Légion d'honneur, cioè il ministro italiano che ottiene il massimo riconoscimento francese. E perché? Perché evidentemente in alcune cose, in alcune decisioni applicate qua in Italia fanno più l'interesse di altri paesi. Allora bisogna ristabilire questo equilibrio. Qua ognuno che ha il dovere di fare un qualche cosa lo deve fare. Nel momento in cui non lo fa, anzi, ma fa l'interesse di altri paesi, quindi dovremmo ragionare come se fossimo in guerra. Se uno faceva la spia al paese avversario, veniva preso e messo processato con la corte marziale e poi otteneva il giusto riconoscimento, che all'epoca in tempo di guerra era la fucilazione alle spalle. Alle spalle. Allora, politicamente parlando, gente che dovrebbe amministrare lo Stato italiano e invece fa gli interessi degli stati di altre nazioni dovrebbe essere preso e annullato politicamente. Il 26 maggio abbiamo tutti questa possibilità. Non gli dobbiamo più dare il voto, un po' come anche qua a Milano c'è il sindaco Sala che sta facendo un sacco di disastri. Io voglio vedere quando si andrà a votare anche per il sindaco di Milano chi avrà il coraggio di votare ancora Sala. Sono molto curiosa. Allora, intanto ricordiamo che in Piazza Duomo venite da tutta Italia, mi raccomando, non solo dai milanesi, venite da tutta Italia, perché il 18 maggio in Piazza Duomo ci sarà Matteo Salvini. Piazza Duomo 18 maggio e c'è scritto 18:30, ma 16:30. Noi vediamo 16:30, ma noi saremo tutti lì alle ore 15. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti, ore 15 del 18 maggio, Piazza Duomo. Allora, volevo anche un commento su quello che è stato la presentazione dei punti identità, integrazione e autodeterminazione, i diritti dei popoli europei, dalla difesa dei confini alla tutela delle tradizioni linguistiche, etniche, culturali, religiose,
e politiche. Ecco la dichiarazione che tutti i membri dovrebbero sottoscriverlo. Allora, articolo 1, non ve lo leggo tutto, però i popoli europei si riconoscono reciprocamente come liberi e uguali tra loro, e ci mancherebbe altro, aggiungo io. Appresso all'articolo 1 ce ne sono altri 9, praticamente Ecco, sono tutti gli articoli i popoli europei hanno il diritto di autodeterminarsi secondo il principio stare con chi ci vuole e stare con chi si vuole, e così via. Allora, lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle proprietà, delle proprie libertà fondamentali, ha il diritto di asilo nei paesi europei. Attenzione però, in conformità alle leggi dei rispettivi stati. A me sembra che questa chiave sia stata usata dai nostri avversari politici in termini di tutti arrivano, tutti hanno il diritto, tutti... Però in Italia e non nei paesi loro, perché tant'è che infatti tutti quanti noi ce li dobbiamo cuccare. E quando è la notizia di ieri, ho letto su un quotidiano che la Svizzera ha cacciati fuori su 100 che erano arrivati. Ma senza andare tanto lontani, 20 miglia. Vabbè, io non volevo parlare sempre dei francesi, perché sennò parliamo sempre solamente di loro, però anche la Svizzera ha preso, si è tenuto su 100, se ne è tenuti 30 che gli facevano comodo e gli altri li ha rimandati via. Allora, dato che in base a queste leggi che l'Unione Europea ha stabilito attraverso la complicità di alcuni politici italiani, no? E che ha puntato che l'Italia è il porto d'arrivo, in pratica hanno firmato questo trattato in cui il porto che li riceve se li deve tenere, cioè questa è un'emerita fesseria, insomma, a cui chiaramente il ministro degli interni Matteo Salvini sta cercando di porre un rimedio, solo che poi stiamo assistendo a tarantelle provocate appunto dai 5 Stelle con Di Maio, che avendo avuto un calo di consensi all'interno del suo partito, allora deve far vedere che lui è più galletto e si mette appunto a istiga altri, tipo come il ministro Toninelli, a riaprire i porti, oppure non so, la ministra Trenta, che è la ministra della difesa, che dà gli ordini alle imbarcazioni della Guardia Costiera di raccogliere appunto i migranti. Allora, nessuno di noi dice che se una imbarcazione con degli esseri umani che sta in mare, che sta rischiando appunto di affogare, non devono essere soccorsi assolutamente, però non esiste che un'imbarcazione della Marina Militare Italiana vada in Libia e vada ad acchiapparseli là, insomma. Ma è questione di acque territoriali, ma certo. Quello che ha detto Matteo Salvini, l'Europa del buonsenso. I popoli rialzano la testa perché ci vuole buonsenso in tutto. Cosa dobbiamo fare? Bisogna togliersi le fette di salame sugli occhi. Caro, abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Giuseppe da Belluno. Buongiorno. Ma io non sono d'accordo con quello che dite, cioè è come giustificare, è come dire, possono arrivare tutti, basta che siano distribuiti. Noi dobbiamo salvare le vite, quindi troviamo, è giusto salvare, no, non è giusto salvare, si salvano ma si riportano indietro, perché altrimenti con questo metodo che noi dobbiamo salvare ed è giusto salvare, ci sono i diritti internazionali, se una barca affonda la salviamo, sì, ma salviamo ma li riportiamo indietro, altrimenti noi continuiamo a salvare persone e portarli in Europa e farci islamizzare. Cioè questa cosa deve finire, non è colpa di Orban che dice io non ne voglio, chi li vuole se li tiene.
Ecco, questo le daremo la risposta dopo la pausa. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Eccoci di ritorno, abbiamo un'altra ascoltatrice, poi cercheremo di rispondere ad entrambe. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, sì, da dove buongiorno, chiama? Buongiorno. A Varese. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare qualche rilevazione circa il fatto di ieri, la storia del cardinale che ha allacciato di nuovo la corrente. Guardi che questo è un blitz illegale, però è anche il preludio di qualche altra cosa, perché a mio avviso, potrò sbagliare, ma questi pian piano arriveranno a espropriarci di case per metterci dentro i loro protetti, Guarda che è già nel piano questo, il piano Calergi è questo, di portare qua tutti. E tutti vorranno un'abitazione, vorranno essere mantenuti. Cioè non è da sottovalutare questa faccenda. Assolutamente d'accordo con lei. Io mi aspetto che chi abita, signora, ma si può pensare che Salvini, quel brutto, cattivo, razzista, fascista, ma basterebbe l'Africa 1.200.000.000 di cittadini, no, di nazionalità africana, che diventeranno 2,5 miliardi in poco tempo. Non so chi dice 20, chi dice 30, chi dice 50. Basterebbe che il 10% riuscisse ad arrivare un po' alla volta nel nostro paese, ma noi avremmo 200 milioni di persone. Ma dov'è il problema, signora? Dov'è il problema? Ma ognuno di noi se ne prende 3, per esempio una famiglia di 4 persone ce ne prende 12, 3 per 4 12, e avremmo risolto il problema. E quel brutto, cattivo, razzista, xenofobo, ma loro hanno già risolto il problema. Allora rispondi tu. All'ascoltatore precedente, siamo stati fraintesi, perché noi non abbiamo detto assolutamente che vogliamo accogliere, io ironizzavo sulla cosa. Il problema è che noi abbiamo un governo siamo al governo con i 5 Stelle, appunto. I 5 Stelle per motivi elettorali stanno facendo una politica opposta a quello che il decreto Salvini ha stabilito. Insomma, noi abbiamo avuto un calo pauroso notevole di sbarchi in Italia, e adesso Di Maio, attraverso la ministra Trenta, sta facendo questo gioco sporco per far vedere che in fondo Matteo dice le cose ma poi non le mantiene e li va a prendere. Allora io dicevo che appunto non è pensabile che un'imbarcazione della Marina Militare Italiana vada nelle acque libiche, raccolga i naufraghi e li porti in Italia. Concordo con l'ascoltatore di Treviso, mi pare che fosse,
che dice noi non li dobbiamo proprio prendere, ho capito, per il problema è un altro. Noi in questo momento ci troviamo ad avere un alleato di governo che sta facendo un gioco stupido, non è un gioco sporco, è un gioco stupido, perché poi appunto giustamente l'ascoltatore dice no, se anche arrivano pigliamoli e li riportiamo indietro. Guardi caro ascoltatore di Treviso, che è più facile a dirlo che a farlo, perché io voglio vedere qual è il paese che caccia dai propri confini, ma li mandano proprio fuori, li buttano fuori, loro, di solito i loro abitanti, quelli più particolari, perché noi abbiamo le galere italiane che sono piene di psichiatrici africani di svariati paesi. Cioè, questi praticamente vengono aiutati nell'espatriare e praticamente ce li cucchiamo tutti quanti noi, perché noi proprio per una conformazione geografica siamo quelli appunto che in pratica se li vede arrivare tutti. Ci sono le leggi europee che appunto non ha firmato sicuramente Matteo Salvini, e manco Di Maio, e manco Conte, insomma. Sono leggi che risalgono a già diversi anni fa, firmate appunto da uomini del centro-sinistra, firmate anche da uomini di Berlusconi, che praticamente dice che il paese che li vede sbarcare se li deve tenere. Allora noi infatti il 26 maggio dobbiamo andare a votare e dare la giusta forza a chi? A Matteo Salvini e alla Lega, affinché appunto questa regola che hanno fatto e che viene a nostro discapito venga abolita, perché sui 10 punti che Renata Galanti mi ha proposto di libro di domenica 7 aprile c'è proprio questa cosa qua, insomma, c'è scritto che i popoli europei non devono mettere in atto delle azioni che vanno a loro discapito. Allora, dato che qualcuno in passato ha firmato dei trattati che vanno a discapito del paese Italia, allora dando forza a Matteo Salvini e alla Lega, comunque a chi non vuole più che il nostro paese diventi terra di conquista di tutta l'Africa, non ha che da votare bene, anche perché tutta l'Africa in Italia non ci può stare, noi siamo piccolini. Perché io quando sento dire dobbiamo accoglierli, nessuno mai ha risposto a questa domanda: quanti, quali e chi? Allora io vedo giovanottoni alti 1,80 belli in forze, ma chi? Pronto? Abbiamo? Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dare un breve intervento su 3 punti. Allora, il primo è relativo ai compiti istituzionali della Guardia Costiera e della Marina Militare. La Marina Militare e questi corpi militari sono deputati tra i vari compiti istituzionali, hanno quello della sorveglianza dei confini marittimi. Quindi già è una contraddizione logica palese che queste unità militari si trovino in acque addirittura libiche, e quindi già questo è un punto che non è stato attenzionato nel dibattito pubblico relativo all'ultimo caso di immigrazione. Poi un'altra questione tecnica che volevo evidenziare è che quasi sempre, se non sempre, almeno per quanto io ne sia a conoscenza, quando fanno questi salvataggi non sequestrano mai l'imbarcazione sulla quale questi soggetti hanno fatto la traversata del Mediterraneo. Perché? Perché secondo me questo sequestro va fatto sempre sistematicamente proprio per verificare se l'imbarcare acqua e il pericolo per i potenziali naufraghi sia stato un pericolo realmente involontario, non dipendente dalla volontà degli è stato chiarissimo se è volontario o involontario, questo è tutto qua. Cioè un conto è se tecnicamente succede qualcosa, un conto è che se io volontariamente in vista della nave italiana buco il gommone, è bella differenza. Ma abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, carissima Renata, ciao. Ciao.
Ciao Carisma, è un saluto all'ospite che non mi ricordo il nome. Mimmo Magnetta. Mimmo, ciao Mimmo, Beppe Casale, ciao. Ciao Beppe, ciao. Allora, l'ascoltatore di prima mi ha bruciato una parte di quello che volevo dire, però dico, bisogna aiutare, certo, ma ci mancherebbe ancora, ma prima cosa a casa loro, uno, ma due, dato che ci sono voci terribili, poi io ci credo mettiamola così, questo pianeta non ce la fa più, e infatti è vero, ma dico, se saremo 8 miliardi a breve, ma non so se ci vuole tanto capire queste cose, non bisogna essere a quanto pare c'è qualcuno che non le capisce. Sì. Allora, con tutti i mezzi che c'è al giorno d'oggi, non stiamo nel 1700, pillola, anticoncezionali, c'è quello sottocute, c'è quello in tutti i modi, c'è quelli a vaccino. Dico, ma se ci fosse una regolamentazione delle nascite in base al tenore di vita di quel paese, della produttività, delle risorse che ha, se continuano a venire gente in Italia, adesso facciamo un esempio brevissimo perché questo lavoro me l'ho smenato per tanti anni, allora dico, siamo su un fazzoletto di terra che siamo già ultra, super popolati. Guardate che 308 chilometri quadrati che è l'Italia, quindi non si scherza, 3.800 chilometri quadrati, era una nazione abilitata a sostenere non più di 25 milioni di abitanti, come eravamo nel 1860. Ma l'hai raccontata agli antisalviniani questa cosa? Sì. No, dovresti... Sai che cosa mi ha detto qualcuno? Sì. Vuoi che ti dico? Ha detto che noi siamo solo degli egoisti, ma non è egoismo, ma che egoismo è? Se vedo quello che crepa di fame. No, caro mio, è matematica. Renata, lo ha detto quel famoso imam che ha detto: con le vostre leggi e con il ventre delle nostre donne non invaderemo. Ma allora gli antisalviniani lo sanno questa cosa, non è che non lo sanno, ma fingono di non saperlo. Vuoi sapere che il mio parere? Vabbè, grazie. Mimmo, concludi, perché io, cari amici, fra poco avremo in linea una dottoressa che ci parlerà di un tema importante. Io concludo proprio con una breve considerazione. Ormai è risaputo che c'è un uomo che risponde al nome di Soros, che ha previsto che in Italia noi da bianchi si debba diventare tutti neri, cioè praticamente in Italia dovrà essere il nuovo posto per gli africani che verranno qua, perché loro in Africa dovranno prendere e svuotare di tutte quelle che sono le ricchezze che ancora ci sono, che ancora non sono portate via. Ma è molto semplice, noi dobbiamo diventare una colonia dell'Africa. Ma no, noi andremo a vivere chi in Portogallo, chi in Bulgaria, cioè tanto noi saremo tutti pensionati, andremo a vivere all'estero e qua verranno tutti neri. Va bene, ringrazio grazie mille. Arrivederci a tutti. Perfetto, Renata, possiamo ora collegarci con la nostra prossima ospite, la dottoressa Maria Cappellini. Dottoressa Cappellini, buongiorno, grazie. Noi sappiamo che è all'estero, che è occupatissima, ma approfittiamo di lei perché le chiediamo un breve commento su quello che è successo a Milano il 7 maggio. C'è stata una conferenza stampa in cui si è parlato di talassemia
fra presente e futuro, il valore del processo di cura per il paziente e la continuità nei centri di eccellenza in Italia. Innanzitutto la parola a lei e ci dica quali sono state le novità o diciamo le notizie più importanti che sono emerse da questo incontro. Sì, intanto preciso che l'incontro del 7 maggio è stata una sorta di conferenza stampa, più che altro una comunicazione ai media di un progetto condiviso tra la Società Italiana per lo studio delle talassemie e emoglobinopatie, con anche l'intervento di un gruppo di esperti della Bocconi, per promuovere una masterclass che abbia l'obiettivo di aumentare, diciamo, nell'ambito della giovane generazione di medici interessati a questo problema, per aumentare le conoscenze in termini fisiopatologici e soprattutto per aggiornarli in termini di terapia. Quindi quello che è stato discusso tra i presenti, che erano sostanzialmente i docenti poi di questo masterclass che partirà a giugno e che si spalmerà su 2 anni con una serie di incontri periodici mensili, è stato proprio quello di presentare ai media qual è attualmente la situazione riguardo le sindromi talassemiche, ovviamente in Italia. Ecco, in Italia, scusi, è un profilo del talassemico italiano. Innanzitutto, per gli ascoltatori, cos'è la talassemia? Beh, innanzitutto diciamo cos'è la talassemia. La talassemia è una forma di anemia ereditaria presente in Italia con un'alta prevalenza, viene conosciuta anche come anemia mediterranea o anemia microcitica, è prevalentemente diffusa nelle aree insulari, quindi Sardegna, Sicilia, tutte le zone costiere in cui all'inizio del secolo era presente la malaria, che è stata un po' un elemento di selezione per questi difetti genetici. Intendo dire che la presenza della malaria diventava quasi un elemento che favoriva la sopravvivenza dei soggetti malati, perché questi soggetti malati di talassemia hanno dei globuli rossi sostanzialmente difettosi e quindi il plasmodium della malaria non si moltiplica in essi. Quindi questi soggetti sopravvivevano, per cui erano, diciamo, la prevalenza era maggiore in Sardegna, Sicilia, zone costiere, delta del Po dove c'era la malaria. Però oggi diciamo che con le migrazioni interne e anche con le nuove migrazioni da paesi ad alta prevalenza, la talassemia è presente su tutto il territorio italiano. Quindi, prima di tutto, di cosa parliamo? Parliamo di una anemia ereditaria che può essere presente nella forma di semplice portatore o nella forma di soggetto malato. Il soggetto malato come si presenta? Innanzitutto, in genere, è figlio di una coppia di portatori sani che hanno quindi entrambi la probabilità di trasmettere il difetto. Sin dalla nascita le forme più gravi si manifestano come una grave anemia, un aumento del volume della milza, del fegato, e quindi la terapia principale in questi casi è intervenire già nei primi mesi di vita con un supporto trasfusionale. Ecco, allora dottoressa, scusi se la interrompo, quindi una coppia di talassemici che ha messo al mondo un talassemico, bisogna intervenire subito alla nascita, nel momento perinatale?
Allora, innanzitutto bisogna riconoscere i portatori, i soggetti che hanno una lievissima anemia microcitica e che soggettivamente sono sani. Quindi il soggetto portatore di per sé non ha segni o sintomi, ma bisogna ovviamente intervenire con dei programmi o di screening o di educazione, di formazione, in modo che se una coppia sa di essere a rischio perché la famiglia di origine da aree in cui è nota la talassemia o perché in famiglia c'è la talassemia, devono essere informati di questo. Una volta informati si può offrire alla coppia la possibilità di fare la diagnosi prenatale. Cosa vuol dire? All'inizio della gravidanza è possibile, attraverso un prelievo di villi coriali, quindi anche in una fase abbastanza precoce della gravidanza, e questo ovviamente è un dato positivo, perché è possibile fare questo prelievo entro le prime settimane. Sul campione dei villi coriali si può definire se il feto in questo caso sarà solo portatore, sarà completamente sano oppure sarà malato, perché essendo un difetto recessivo ci sono queste possibilità, cioè il bambino può essere anche completamente sano, ma se è malato poi la coppia ha ovviamente la responsabilità e la possibilità di decidere eventualmente anche per un'interruzione di gravidanza. Qualora invece il bambino affetto nascesse, la diagnosi viene fatta in genere entro i primi mesi di vita, nelle forme più gravi, perché poi ci sono anche delle forme che vengono definite intermedie. Nelle forme più gravi, in genere entro il primo anno di vita, si inizia una terapia trasfusionale. Va detto però che purtroppo se le trasfusioni del sangue curano un aspetto che è quello dell'anemia, dall'altro sono gravati da un problema collaterale, che è l'accumulo di ferro conseguente alle trasfusioni. Ecco. Naturalmente questo va considerato dallo specialista, insomma, quale strada scegliere. Queste cose vengono prese, questi pazienti vengono presi in carico o inizialmente dai pediatri, però ci tenevo a sottolineare, perché lei mi ha chiesto qual è lo scenario in Italia. Oggi in Italia stimiamo che ci possano essere circa 2 milioni di portatori sani e circa, stiamo facendo un registro per avere dati più precisi, però circa 7.000 soggetti malati, che naturalmente 7.000. Oggi hanno un'età giovane, adulta, e abbiamo anche dei pazienti ormai al di sopra dei 40 anni, cosa che solo pochi anni fa non era possibile. Oggi invece è possibile grazie ai progressi che sono stati fatti in questo campo. Dottoressa, la ringrazio moltissimo. Allora, l'anemia mediterranea o talassemia non fa più paura. Ecco, grazie. Ma soprattutto va detto un'ultima cosa, che c'è uno sviluppo fantastico di nuove terapie, ed è questo il motivo per cui la masterclass è anche stata promossa. Perché voi intendete aggiornare continuamente coloro che se ne occupano. Grazie professoressa, grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei. Allora, la famosa anemia mediterranea non spaventa più e non spaventerà più, specialmente in futuro. Grazie agli ascoltatori, un saluto da Renata Galanti e ci risentiamo lunedì prossimo. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.